Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro per farci gli auguri di buon anno. Si avvicina Capodanno, si volge al termine questo anno 2023 e si avvicina il 2024 prepotentemente, diciamo, entrerà nelle nostre case. Io saluto tutti, sono le ore 18.01, le 6 di sera, di pomeriggio di questo 28 dicembre 2023. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Cosa si aspetta questa live? Durante questa live, allora io volevo installare la versione 2.0 del Commodore OS Vision. Ok? Salutiamo già Willy che si è connesso da YouTube. Ciao e tanti auguri, benvenuto in questa live. Qui ho il vecchio PC di mio padre, un Coccio 2 Duo, che dovrebbe essere circa 60 bit più IVA, non lo so, una cinquantina di bit più IVA, non lo so neanche se arriva a 64, più o meno dovremmo stare intorno ai 64 bit più, bit meno. Ma non è che sono stato a contarli perché poi c'era da smontare il processore per contare i bit e non mi ci sono dedicato, però era un buon PC. Calcolate che su questo PC quando lo usava mio padre c'era installato Windows 7 e c'è ancora un hard disk con Windows 7 installato dentro, un hard disk fisico. Poi qui ho smontato, eccolo qua, lo vado a prendere. Questo è un SSD Kingston, e qui c'è Windows 11 installato e perfettamente funzionante su questo PC. Ok, io adesso l'ho staccato perché non vorrei andare a rovinare il sistema operativo che già c'è installato sopra quel SSD. Ho un disco, questo qui che vedete qui sopra, da 1 terabyte, che fa qualche capriccio, non è perfettamente funzionante, ma essendo da 1 terabyte, vedete c'è scritto 1 terabyte vuoto, si presta molto bene per fare delle prove di sistemi operativi. Ok? Vedete che è tutto un po' scuro, qui dietro vedete il mio grande presepe con un sacco di... ci stanno almeno mezzo litro d'acqua tra tutte le fontane che ci ho messo dentro, quindi ogni tanto devo andare, mi sono premunito di questa per mettere l'acqua nel presepe. Ok? Quindi io vado nelle fontanelle. Oh, Willy anche da Facebook, vediamo, Willy si è connesso anche da Facebook. Ovviamente ho fatto una visualizzazione particolare per poter mostrare le fasi di installazione e di utilizzo di questo nuovo sistema operativo basato su Linux. È sempre la base, non è Windows, ma è Linux, basato su una distro Linux. Se lo volete scaricare, andate dentro il canale Telegram Amiga Ita, cercate proprio Amiga Ita, cliccate sul messaggio fissato in alto e trovate il repository. Dentro al repository c'è Commodore OS Vision, c'è anche Rufus nel pacchetto. Trovate Rufus, è un programma che serve per fare le pennette avviabili. Vedete, questa è una pennetta USB e qui dentro ci potete mettere, diciamo, l'avvio di installazione di un qualsiasi sistema operativo, come prima si faceva con... qui ci sono due, diciamo, un masterizzatore e un lettore CD e DVD. Prima si facevano i DVD avviabili, si metteva il DVD, si avviava da DVD e si partiva con l'installazione. Adesso si fa dalle pennette, anche perché Commodore OS Vision richiede una pennetta da almeno 8 GB, quindi 8 GB. Usate Rufus, andate a dare in input a Rufus l'immagine che trovate nel pacchetto, è un solo file unico grande. Rufus va a lavorare sulla pennetta rendendola avviabile. Una volta resa avviabile la pennetta, Rufus stesso ci copierà dall'immagine tutti i file necessari
per rendere avviabile la pennetta e per rendere possibile l'installazione su PC, e poi mettete la pennetta e avviate il PC dando come device di boot proprio la pennetta USB. Ciao Luke! Allora salutiamo Luke74, Luca Cusani di Luke74 Channel. Io vi invito come sempre ad andare sul suo canale, a registrarvi, perché ultimamente, per esempio, a citarne uno, ha fatto un bellissimo video su un computer, diciamo che sarebbe dovuto essere il successore reale del Commodore 64, sto parlando del Commodore 128. Luke ha fatto un bellissimo video, andatelo anche a cercare, perché era un new old stock. Io ho diverse cose new old stock, soprattutto RAM 1764 e drive 15412. Prima o poi anche io farò un unboxing new old stock, perché sono proprio nuovi di magazzino. Io l'ho presi, non l'ho mai sballati, mai toccati, li ho presi praticamente dal deposito di un magazzino Commodore, proprio negli anni 2000, tra il 2000 e il 2002 circa. In quei 2 anni si trovava di tutto, di più. Guardate, tra il 2001 e il 2002 io andavo dentro questi magazzini, c'era di tutto, di più della Commodore, e a me mi davano addirittura tra i 3 e i 5 euro al pezzo. Quindi io andavo, mi riempivo la macchina di tutte queste cose, che poi lì c'erano pedane intere di tutte queste cose, e io però non potevo prendere una pedana che era ingombrantissima, quindi queste pedane messe tutte vicino al muro di 15412, di espansioni, di joystick, giochi per Amiga, interi scatoloni di CD, giochi originali per CD 32, ok, per CD TV. Quindi era veramente un magazzino enorme. Purtroppo adesso non c'è più quel magazzino, proprio saranno 10 anni, che forse pure di più, forse pure 15, che ha chiuso. Però era un magazzino enorme dove dentro, vabbè, c'era anche tanta roba del PC, perché all'epoca il PC era sul nascere. Il negozio Commodore a Roma, che rimase aperto fino a pochi anni fa, sì, diciamo, lo conosco, anche se ultimamente non aveva più praticamente roba Commodore, era diventato un negozio prettamente di computer, per, diciamo, di PC, di schede video, RAM, hard disk, queste cose qui. Io conosco bene, diciamo, diversi negozi a Roma che hanno trattato la Commodore. Ce n'è uno addirittura che ce l'aveva a morte con la Commodore, perché dice: io ho perso un sacco di soldi con la Commodore, proprio perché diciamo, lui ci credeva talmente tanto che aveva investito parecchi soldi. Soprattutto noi sappiamo che i Commodore Amiga, soprattutto quelli di fascia molto alta, quindi il 3000, il 4000, anche il 2000 stesso, quelli desktop, avevano un costo abbastanza elevato. Lui ne comprò diversi, poi comprò diverse schede per questi computer, e ci rimase un po' fregato. Però c'è pure da dire che negli anni d'oro, quando si vendeva il Commodore 64, i drive, tutte le varie cartucce Final Cartridge, lì ci ha fatto un sacco di soldi, tutti i vari joystick, e non parlo solo degli Albatros, ok? Quindi tutti i vari joystick che lì se ne vendevano proprio a manciate di joystick, erano le cose un po' che costavano poco, che vendevano di più, che si consumavano di più, si rompevano di più, e quindi diciamo su queste cose all'epoca ci ha guadagnato proprio veramente bene, diciamo. E quindi poi però l'era di Amiga un po' ci ha guadagnato, perché con gli Amiga 500 e i 500 Plus lì ci fu un bel, diciamo, un bel guadagno. C'era pure tanta gente che portava indietro gli Amiga 500 per prendersi il 500 Plus. Poi dopo il 500 Plus arrivò il 600, che era più piccolino, diciamo, occupava meno spazio rispetto al 500, e quindi molti passarono dal 500 Plus al 600. Poi il 600 aveva un processore migliore, aveva lo 020, se non ricordo male. Comunque sì, mi pare che usciva con lo 020. Poi si passò al 1200, no, però il 600 mi pare che era però c'aveva 2 mega di chip, non mi ricordo, ragazzi,
non vorrei dire stupidaggini, quindi mi fermo qui. La gente passava da un computer all'altro e su questi, diciamo, che avevano tutto incorporato, tastiera e computer, tutto incorporato, ci si faceva abbastanza, mentre quelli che costavano parecchio, che erano quelli là desktop, quindi serie 2000, 3000, 4000, lì il margine era, con tutto che costavano di più, lì il margine era più stretto, ok? Ma soprattutto poi sulle schede, su tutte le varie schede acceleratrici, schede video, schede 3D, eccetera, ci fu tanto da lavorare, cioè, diciamo tanto commercio, però lì i margini cominciavano ad essere stretti perché erano schede molto costose. Allora, direi di passare all'altra visuale, ditemi soprattutto se si sente ancora l'audio passando a quest'altra visuale. Ecco che voi vedete, io ho cercato di mettere nel miglior modo possibile il fuoco, ho due telecamere, una che mi inquadra a me, che è questa qua della Logitech, e quell'altra, quella vecchia, che l'ho impostata addirittura a 1080p, che inquadra direttamente il monitor. Vediamo un po' se innanzitutto ci se la fa. Allora, vediamo un po'. Allora, innanzitutto accendiamo questo computer. Ok, l'hard disk è partito perché tante volte neanche inizia a girare. Allora, aspettiamo. Ecco, loading Asus Express Gate. E questa è la Asus. Allora, qui ovviamente devo impostare il boot da pennetta, quindi vado a premere F8, Nitaia, il 600 aveva 1 MB di chip e il 68.000, però pure il 500 Plus aveva 1 MB di chip. Se ci mettevi l'espansione sotto il 500 Plus non erano 512 KB di fast, ma erano di chip. Infatti c'era il problema di compatibilità con alcuni giochi che volevano più. Allora, qui come vedete ho l'hard disk da 1 TB e poi ho USB Verbatim Storage, ok? Voi non riuscite a leggere perché purtroppo la telecamera non ha quella definizione necessaria. Comunque vado da USB Storage, come vedete, e qui compare Commodore OS Vision, ve lo leggo io, boot from hard disk, non c'è niente installato perché è vuoto, memory test per fare il test della memoria e poi switch to grab bootloader, cioè in questo caso possiamo fare un bootloader, se abbiamo più di un sistema operativo possiamo fare un bootloader nostro e far comparire, che ne so, avvia con Commodore OS Vision o avvia con, magari se c'era Windows, nel caso potevamo partire con Windows. Adesso facciamo, visto che questa pennetta è anche una live pen, prima si diceva live CD, cioè è una live pen che significa che lancia il sistema operativo anche direttamente da pennetta senza hard disk. Quindi noi andiamo a fare invio e questo fa partire il kernel di Linux. Ok? Qui compaiono tutte diciamo, le scritte di avvio di un qualsiasi sistema Linux. Io faccio un po' di pubblicità anche ai miei canali, c'è anche un altro canale, l'ho scritto il link anche dentro il repository di Amiga Ita, e che è dedicato interamente alle distro Linux, perché io anche quando avevo, vedete quanto è veloce, questo è un Coccio 2 Duo, è un Coccio 2 Duo, non si sa neanche se arriva a 64 bit, come ho già detto questo sarà un 60 bit più IVA, non lo so. E questo è il Commodore OS Vision, vedete? Già è partito completamente in pochissimo tempo e qui ci chiede di fare diciamo, di accettare i termini di utilizzo. Ok? Io adesso mi metto di qua, non mi vedete più, sono scomparso, qui vedete solo la sedia, io andrò a muovere qui. Allora, questo è Welcome to Commodore OS Vision V2.0 Beta 3. Beta 3. Allora, non so se si sente ancora l'audio, scusate, mi passo davanti. Allora, voglio mettermi in modo da vedere se si sente ancora l'audio. Il 1200 aveva 2 mega di chip e il 68020 e infatti io ho un sacco di schede 68030 per il 1200, ecco spiegato. Poi c'era la TQM che era, diciamo, considerata una scheda che dava un sacco di problemi, mentre la Blizzard 1230 era considerata la migliore. Poi ce ne sono state tante altre, la Cybervision,
Lo so, il video purtroppo non sono riuscito a metterlo a fuoco, ragazzi. Accontentiamoci di quello che ci permette di fare questa telecamerina piccolina della UK. Questa qua che mi inquadra a me è una Logitech, quindi Blizzard era il top, come vi ricordate. Allora, andiamo qui. Guardate, allora io gli dico ok, come vedete qui sotto ci sono già tutti i programmi, e questi già funzionano, Se io voglio andare ad usare già funziona tutto. Io gli clicco ok qua, si chiude una vedete come si aprono e si chiudono le finestre? Allora qui bisogna andare a dargli ok qui sotto, sono d'accordo con è tutto scritto in inglese, e si fa continue e andiamo, vedete? Allora qui c'è scritto checking installation media, però non si vede proprio niente. Allora io provo in tempo reale ad andare a modificare la luminosità di questa telecamera del tubolo. Allora vediamo un po' per farvi vedere un po' meglio. Niente, non cambia niente. Vediamo un po'. No, sto lavorando su luminosità e contrasto, ma non penso di riuscire a migliorare più di tanto la situazione, Anche perché sulla luminosità non mi si fila proprio. La luminosità mette lui, mi sembra così strano, ma comunque sta facendo checking media 33%. No, ecco, io direi così già si legge pure Commodore OS Vision sopra. Non mi si fila sulla... ma se io volessi mettere... allora, se io metto tutto in automatico non si legge proprio niente. Così è tutto in automatico. No, tutto in automatico non mi si legge niente. Oh! Lasciamola così. Così dovrebbe essere abbastanza buono, Così si legge. Dai, già meglio, dai. Prova a variare la luminosità puntando su una zona oscura. E infatti sì, è troppo luminoso il video. Comunque già così, guarda, abbiamo raggiunto un buon compromesso, su. Anche perché il programma... allora, innanzitutto io sto facendo streaming da un Windows 7. Mettiamo in chiaro questo. C'è una marea di applicazioni aperte come al solito, un sacco di finestre, quasi un migliaio di tab di Google Chrome aperte. Poi un giorno farò una live, come ho già detto, e faccio vedere come lavoro io. Purtroppo a me mi servono tutte aperte quelle tab, che vedevo ho provato a chiuderne qualcuna perché utilizzo pure Restream, figuriamoci, c'è una pagina dedicata solo alla live praticamente. E quindi allora lì dice 85%, stiamo andando avanti. Adesso vediamo se posso installarlo senza formattare l'hard disk o se lui lo vuole formattare, partizionare. Vediamo un po' quello che ci propone. L'hard disk l'ho formattato nel DFS monopartizione con partizione primaria da 1 terabyte. Ok, andiamo a vedere come procede. Allora, gathering information, ok. Allora, layout, non ci piace la tastiera iOS e quindi si è distrutta lì la finestra e andiamo qua. Vedete come si muove? Guardate, questo è come si muovono le finestre. Allora noi andiamo, allora keyboard, non me ne fa, sì, me la fa aggiungere qua, tac, Italian, no variants, no variant, Italian no variant, ok. Poi questa la muovi su, calcolate che non si vede per niente manco qua, Allora Italian apply, generic 105 tasti, va bene, ok, e gli diciamo ok. Vediamo un po', layout IT US, modello PC PC105, Commodore OS is an independent Linux distribution based on Debian stable. Allora non è più basato su Linux Mint come le versioni precedenti, ma è basato su Debian, ok? Un'altra distro Linux che trovate sempre sul canale dedicato alle distro Linux disponibili su internet. Io ho fatto un canale Telegram dove le trovate tutte quante belle ordinate e scaricabili.
ok? Quindi questo va bene così e andiamo avanti. Il keyboard va bene, andiamo avanti. Allora, regular design using the entire disk, customize. Vediamo di customizzare il disco. Allora, format root SDA. Questo ci permette ovviamente di fare un disco questo è NTFS, ce lo vede. Allora, non riesco a capire come. Allora, il device è questo, ok. Qui dovrei mark selected the drive to be cleaned for a new layout. Già, perché io già ce l'ho questa partizione e non ne posso più creare altre. Prima devo cancellare questa. Vediamo un po', ok. Poi ne posso aggiungere una, ma non di 1 megabyte. Facciamola di 512. 512 megabyte. E perché questa poi deve essere la buttabile. Facciamo una cosa, va back. Facciamo usare tutto il disco e lo fa lui. SDA STE 920 GB root senza criptazione. Così lui si fa sia il boot, la partizione d'avvio che la partizione coi dati. Ok. E andiamo avanti. Ci siete ancora? Sì? Allora, io ho detto di utilizzare tutto il disco per fare l'installazione. Ok, tu format il disco intero per Commodore OS? Ma io direi sì, tanto poi lo riformato un'altra volta, quindi sì. Allora, Smart Tool Output SDA 5 relocate Sector CT24. The disk with the partition you selected for installation pass the Smart Monitoring Test, but the test indicated that it will have a long average failure in future. Lo so che si sta rompe, grazie. Vuoi continuare? Certo che voglio continuare. Formatting. Samba Server, anche lo lasciamo, per Microsoft pure. Ecco, lo sta formattando. Sta al 13%, lo sta formattando. Purtroppo si sta veramente a rompere questo disco, però a me mi serve proprio un disco così per fare queste prove. Così poi lo riformato. Buonasera Steve Commodore! Stiamo installando Commodore OS Vision, come si legge qui, Commodore OS Vision, vedete? Sta al 17% della formattazione, anche se purtroppo con questa telecamera meglio di così la visuale non ho potuto metterla. Qui dice computer name Commodore, però io ci scriverei OS Vision, scusate se passo davanti, Commodore spazio OS Vision 2. Poi computer domain non ce ne frega niente, workgroup non ce ne frega niente. Va benissimo così, però almeno lo chiamo Commodore OS Vision 2. Anche perché il mio PC si chiama Amiga 1000. Poi avevo un altro PC che si chiamava Commodore 64. Quindi io avevo tutta una LAN. Poi ovviamente è venuto meno la necessità di avere tanti PC, che era tutta basata sui nomi dei vecchi computer Commodore. C'avevo VIC-20 che era un computer dedicato solo a masterizzare, ci stavano 3 masterizzatori e un lettore ultraplex dentro, quindi quello era VIC-20 mi ricordo, ma tutti con Windows XP, parliamo di 15 anni fa almeno, parliamo di parecchi anni fa. Intanto sta al 19%. Avevo diciamo diversi PC in rete, ce ne avevo uno che era dedicato solo a fare il backup sul nastro, sui DAT, su queste cassettine qua, queste che adesso vi faccio vedere, ve le faccio vedere da qua, guardate, queste cassettine Verbatim, vedete, 4 mm DDS, Digital Data Storage, questa è la cassetta Pulicidestine, del DAT. Io avevo il DDS4 anche dell'HP, vedete, e facevo i backup e c'avevo un PC dedicato
per fare i backup dei dati su questi nastri. Il DDS4 è compatibile anche DDS2 e DDS3. L'unica differenza tra le varie cassettine era la capienza in gigabyte. Ok, per il resto le cassettine ovviamente differivano per qualità, infatti le DDS4 potevano essere letti solo nelle unità DDS4, le DDS2, DDS normali o le DDS3 venivano lette anche dalle unità DDS4. Ok, quindi questa è tutta storia dell'informatica, se vogliamo, e mentre viene copiato, vedete, adesso qui dice copying new system, quindi già è partito a fare la copia dalla pennetta all'hard disk del sistema operativo. Ok, noi aspettiamo che fa la copia sperando che questo hard disk non si rompe mentre lo usiamo. Ok, comunque questo Commodore OS Vision si presenta anche molto bene dal punto di vista, vedete, questi effetti li hanno mantenuti tutti quanti, e poi andremo a vedere tutte le altre feature di questo sistema operativo. Ok, sempre diciamo basato su Linux, su Debian in questo caso, su una versione stabile di Debian, quindi è una versione moddata, modificata del kernel, cioè del sistema operativo di Debian, che fornisce a Commodore OS Vision il cuore, il kernel. Ok, siamo al 24%, cammina. Certo, questo PC con questo disco qui, questo SSD, va che è uno spettacolo. Poi ve lo faccio vedere, stacchiamo questo hard disk meccanico e mettiamo questo hard disk, diciamo, elettronico, se così lo si può definire, e vi faccio vedere la differenza veramente di, diciamo, di gestione del, diciamo, del salvataggio e della lettura dei dati da un hard disk meccanico a un hard disk elettronico come questo. Ok, solid state disk, SSD, disco allo stato solido. Vabbè, abbiamo fatto dei passi da gigante per quanto riguarda la memorizzazione dei dati. Io, come sapete tutti quanti, vengo da, ecco, allora qui, visto che ci sta mettendo qualche tempo, sta al 26%, allora, per me i primi dati venivano memorizzati qui, vedete? Ve lo faccio vedere anche qui, vai. I primi dati per me venivano memorizzati sui dischetti da 5 pollici e un quarto. Aspettate un attimo, che porca miseria, io me devo sempre incasinare. Guarda, mo li ho già qua, devo prendere, ok, ollele, ce l'abbiamo fatta. Siamo ancora online, che ho mosso tutto qua, Fastweb eccetera, penso di sì, stiamo ancora online, dai. Allora, prima i dati venivano appunto memorizzati qui, questi sono i floppy del Commodore 64, poi vennero inventati questi, i floppy da 3,5 pollici, vedete? Questi sono floppy da 3,5 pollici, questo in particolare mi pare che è del 2000, proprio del 2000, i dati dentro ancora si leggono. Io ho qui per terra dei PC con ancora il lettore floppy, questo non ce l'ha, al posto del lettore floppy c'ha il lettore di tutte le schede SD, le compact flash, le Secure Digital, c'ha tutti quanti i tipi di RAM che si sono susseguite negli anni, quindi questo PC mi è comodo anche per leggere, che io ho un sacco di formati, le XD pure esistevano, sono esistite, quindi quando siamo passati da questi floppy poi alle unità di memorizzazione, diciamo come le schedine di memoria, ci sono state una varietà enorme, anche perché venivano utilizzate per la maggior parte con le macchine fotografiche, e ogni macchina fotografica aveva il suo formato di memoria digitale, sta al 35% intanto, quindi sia l'Amiga sia il PC hanno cominciato ad utilizzare questo tipo di dischetti.
Allora, l'Amiga 4000 aveva il drive ad alta densità e poteva leggere dischetti fino a 1,76 megabyte, mentre l'Amiga 500, il 600 e via discorrendo avevano il dischetto che leggevano 880 kilobyte su ognuno di questi floppy. Diversamente dal PC, che formattando in maniera diversa, quindi cambiando il file system su uno stesso dischetto, il dischetto a doppia densità sul PC poteva contenere 720 kilobyte contro gli 880 kilobyte di Amiga, mentre quello ad alta densità del PC conteneva 1,44 megabyte di dati sul PC e 1,76 megabyte di dati su Amiga. Ok? Quindi diciamo c'era una grande differenza di utilizzo della stessa unità. Poi siamo passati sugli hard disk. Gli hard disk prima diciamo erano quelli piccolini da 2 pollici e mezzo. Aspettate che ce ne ho, ecco qua. Allora, questa è la scatola originale di quell'SSD e dentro c'è un disco da 2 pollici e mezzo, vedete? Aspettate, eccolo qua, questo è un disco da 2 pollici e mezzo, serialata, ok? Ciao Giusimu, sto installando Commodore OS Vision su un PC vecchio di mio padre. Questo è un Coccio 2 Duo, è un 60 bit e mezzo, 60 bit più IVA, 60. Allora, qui c'ho tantissimi, io ce n'ho quasi centinaia di questi dischi che venivano usati anche su Amiga. Devo farvi vedere. Vedete, questo è un disco da 2 pollici e mezzo con porta parallelata, anche detta IDE. Vedete? Questo pettine è stato indicare che questo disco ha bisogno di una connessione IDE per essere utilizzato, di una porta IDE. Ci sono anche, aspettate, ci sono anche questi cavetti qui. Aspettate che arrivo, Ci sono anche in commercio, pure su Amazon ancora li trovate, questi cavetti, guardate, questo cavetto, questo c'ha il serialata, vedete sopra? Questo è un cavetto serialata, ok? Serialata, di qua ha l'IDE da 2 pollici e mezzo, vedete? E di qua ha l'IDE da 3 pollici e mezzo. Ok, insieme a questo veniva sempre dato un alimentatore esterno per alimentare i dischi serialata e per alimentare i dischi da 3 pollici e mezzo IDE, ok? Mentre invece i dischi da 2 pollici e mezzo, tipo questo, prendevano l'alimentazione direttamente dal bus, anche perché non sono a 40 pin ma a 44 pin. Gli ultimi 4 pin erano quelli dell'alimentazione, anche se quelli realmente utilizzati erano 3 per l'alimentazione ed uno era non collegato. Che file legge? E questo è basato su Debian, Giuseppe. Questo è basato su Linux Debian, mentre la versione precedente era basata su Linux Mint. Questa è basata su Debian. Stiamo al 38%. Purtroppo sto installando questo sistema operativo innanzitutto non su un SSD, perché l'unico SSD che avevo è questo, e qui c'è Windows 11 su questo PC, funziona benissimo e non mi andava di formattarlo e quindi non l'ho utilizzato, perché questo PC con questo disco è veramente una freccia. Questo invece è un disco che anche Debian in fase di formattazione si è accorto e mi ha avvertito che il disco dice si sta per rompere. Lo smart, che è un controllo intrinseco dell'hard disk, sta sulla logica dell'hard disk, la parte logica che sarebbe questa, vedete? Questo è un disco serialata, si vede dal bus, che è questo qui, e questa è la parte logica. In questa logica c'è anche lo smart, che è un sistema di controllo
del disco stesso. Non si può predire effettivamente quando avverrà una rottura, però nello smart ci sono memorizzati tutti i dati di quante volte è stato acceso, quante volte è stato spento, quante volte è ritornato un errore a una scrittura di un certo determinato blocco, quante volte quell'errore è stato possibile correggerlo. Diciamo, ci sono tutta una serie di informazioni in questo, diciamo, in questa funzione smart, che possono essere lette attraverso il bus da un particolare programma o dal sistema in fase di formattazione oppure in fase di installazione di un sistema operativo. Quindi questo smart permette, diciamo, di tenere sotto controllo la vita degli hard disk. Infatti vedo che qui si è spenta la lucetta dell'hard disk, quindi non sta né leggendo né scrivendo, è arrivata al 38%. Mi sa che sta hard disk se n'è andato al cinema, si è fermato proprio. Come dico io, quando si rompe un hard disk se n'è andato al cinema. Infatti sento proprio che fa un rumore, strano. Mi sa che ci conviene ripartire e rimpicciolire la partizione, perché io so che i problemi stanno tutti quanti all'inizio. Se noi lasciamo non partizionato il disco all'inizio e lo utilizziamo solo alla fine, secondo me non facciamo un soldo di danno. È bello che tutti questi hard disk sono tutti quanti coi dati, c'ho da fare dei backup dei dati, pure questo qua. Questo non mi ricordo manco da quanti giga, 160 giga andrebbe benissimo, perché per Commodore OS Vision serve un disco da almeno 40 giga. Questo è un vecchissimo 160 giga, però purtroppo mi serve pure questo, non è che lo posso formattare. Direi che è andato al 38% per troppo tempo. Facciamo una cosa, close, yes, chiudiamo questo sistema operativo, gli facciamo un bel, ok, un bello shutdown. Linux è troppo forte, mica se blocca Linux, provate a farlo con Microsoft, che c'è sta un disco che non ti risponde, a farlo chiudere così, ti dice l'applicazione non risponde, l'applicazione non risponde, osaccio che non risponde l'applicazione, infatti mo si è spento sta disco, mo per farlo ripartire questo. No, CTRL ALT Ganch. Allora, sempre F8, io faccio partire da F8, ok, USB storage, e poi facciamo partire il sistema operativo Commodore OS Vision da pennetta. Vedete, da pennetta, con tutto che la pennetta, sì, mi pare che è una 64 giga, però non è proprio nuovissima, però è veloce a caricare il sistema operativo pure da pennetta USB. Poi tutto questo PC è tutto USB 2, la pennetta è USB 3, però una vecchia pennetta USB 3. L'ho installato questa mattina in dual boot, ci mette un attimo, lascia fare a lui una mezza partizione. Sì, no, ma purtroppo con l'hard disk rotto ci stanno problemi di scrittura, quindi vedete, questo è un Core 2 Duo, ma veramente si difende come PC, eccoci qua. Allora, ora mi rifarà la domanda perché riparte l'installazione. Eccoci qua, noi gli diciamo ok, poi gli diciamo qua, gli diciamo agree and continue. Ok, checking media installation, un'altra volta, lo so, Commodore OS. Questa è una parte che non si può saltare, ovviamente il disco, vedete, sta facendo il controllo, qui dice checking MD5, live boot, init RDGZ, quindi questo sta controllando pure la pennetta USB, ok? Quindi sta controllando anche i dati contenuti sulla pennetta USB, ok? Commodore OS Enjoy,
Commodore OS is supported by people like you, quindi è supportato da persone come noi, è open source, diciamo tra virgolette, anzi no tra virgolette, è open source, someone help others at the support forum, c'è ovviamente il forum di supporto sul sito commodoreos.net, oppure hanno bisogno anche di gente che fa le traduzioni, stanno cercando parecchia gente che faccia la traduzione anche dall'inglese all'italiano. Intanto vedete che la pennetta USB sta benissimo perché è arrivato al 46% in pochissimo tempo. Potrei anche fare ESC per saltare questo controllo, però non vorrei che poi perdiamo altro tempo, insomma non vorrei rubarvi poi troppo tempo, anche perché vogliamo vedere qualche feature in più di questo sistema operativo una volta installato, anche perché è abbastanza veloce, sta al 60%. Io so quanto tempo ci dovrebbe mettere più o meno, anche perché installai quell'altro su un PC molto simile e quindi lo so quanto tempo ci vuole, ma una decina di minuti, un quarto d'ora massimo a fare tutta l'installazione. Quindi perciò ho voluto bloccare tutto, perché si vede che l'hard disk ha dei blocchi, dei settori danneggiati proprio all'inizio del disco, e noi l'inizio del disco lo lasciamo non partizionato e ci facciamo una bella partizione a fine disco. Tanto se bastano 40 giga, questo è da 1 tera, a voglia mette. Allora, l'ho installato questa mattina, ok, non ci sono altri commenti. Se avete domande anche su Amiga, su Commodore 64, Sinclair Spectrum, non ne so tantissimo, però quel poco che mi ricordo, perché poi la memoria, io comincio a essere vecchio, non sono riuscito a configurare il wifi. Oh, questo PC non c'ha il wifi, però io mi sono premunito di, dove state? Questa è una D-Link, DP-Link, insomma una di quelle antenne, eccola qua, vedete? Max, cioè è una pennetta wifi, vedete? È USB. Vediamo se riusciamo. Oh, vedete qua già fatto così. Cambiamo la tastiera come al solito perché sennò non mi ci trovo. Andiamo ad aggiungere questa generic, va bene, andiamo ad aggiungere l'italiana, Italian, ok, poi questa Italian la portiamo su e gli diciamo ok. Portiamoci su questa finestra, vedete quanto mi piace questo effetto. Quindi andiamo a chiudere questa finestra e ci ritorna questa di prima, keyboard IT next, ok, customize the disk layout, no, io invece voglio spostare questa, root vuole 28 giga, no, vuole minimo 28 giga. Vabbè, diciamo che 28 giga, o sai che non lo so se ci stanno 28 giga e poi tutto l'altro resto è home, però io la vorrei spostare, vediamo un po' se me lo fa spostare. Allora, andiamo ad aprire tutto questo, perché è strano sto disk administrator. Allora, io questa root la leviamo, root swap, allora, puliamo tutto. Allora, aggiungiamo, qua ci metto 512, no, che vuol dire max? Perché non c'ho 512, 5, 1, 2, però gigabyte, vabbè, e questa la facciamo format, non ci frega niente come formati,
encrypt no, check no, non me ne frega niente no, ok. Poi un'altra 5 giga, no 5 giga, aumentiamo 50 giga, ok 50 giga, qua ci mettiamo, ok, format, questa posso pure non formattare, vero? Ok, questa la formattiamo, ext4, va bene, 48 giga ancora di più, 48 giga, facciamo così, 80 giga, ok, e poi tutto il resto, quindi facciamo 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 781, format, e lo facciamo sempre ext4, va bene, ext4, quindi questi 50 giga non li andiamo a toccare, ok, va bene così. I 50 giga non li tocchiamo, poi formattiamo un'altra partizione dove ci metteremo il sistema operativo da 80 giga e il resto lo formattiamo così, vediamo un po' che succede. A root partition, è quella da 50 giga. Forse è qua. Ma scusa, root, come si dice root? Non riesco a capire. Qui add remove, no, encrypt no. Ma non riesco a capire, questo disk administrator è proprio veramente, non lo capisco. Non c'è. Allora, device, c'è qualcuno che, vediamo un po', non ha scritto nessuno. Allora io qui ho SDA1 50 giga da non formattare, SDA2 un'altra partizione, attive partition, ok, 17 giga e so 80, scusa root, eccoci qua, ok, home, ok, ok, next. The Commodore S installer will now perform a required action. Do you want this action cannot be undone? Yes. Ok. The smart gli richiede che vabbè, si sta rompendo il disco. Ok. Preparing partition table. Preparing required partition 2%. Ci ho messo un po' a capire come funzionava quel disk manager. Ecco, sta formattando 4%, 5%, sembra che sta andando, 10%, ma sì dai che ce la facciamo su. 12%, formatting home, tanto a me non è che mi serve perché poi questo io lo riformatterò un'altra volta. Allora, Playfield, questo è un Core 2 Duo con 4 GB di RAM, hard disk da 1 TB sfonnato, rotto, disintegrato. Ecco, file the format partition, infatti come si voleva dimostrare non funziona un tubo. Allora, rimpiccioliamo pure questa partizione qua, root, questa home noi la andiamo a rimpicciolire e ci mettiamo un 1 qua, 1, ok, 97 giga, sono quasi 100 giga, ok, 100, va bene così, dai, vedi di formattare così, yes, tanto a noi ci basta poco di sto disco, formatting home,
Adesso gli ho dato due partizioni, una da 80 giga e una da 100 giga, su un disco da 1 tera. Vorrei... lo so che si vede male, purtroppo sta telecamera qui è una ok, è un coccio. L'ho impostata al meglio possibile. Tanto ve lo leggo io, qua dice formatting slash home. Però mi sa che mo mi dà errore perché si è spenta la lucetta, ma non sta facendo niente. Non sta facendo nulla. Star disco mi sa che è da buttare, che peccato. Perché anche perché non ce n'ho un altro così al volo da poter usare. Pensavo che su 1 tera almeno qualche blocco. Niente. Non mi dà errore, guarda, eh. Lo so che si vede male purtroppo. Comunque un sistema operativo che praticamente si muove lo stesso, solo Linux ti fa queste cose, perché soprattutto se c'è un hard disk che fa problemi, cioè questo io posso andare da qua e continuare ad utilizzare Commodore OS Vision tranquillamente mentre quello installa, impiccia, imbroglia, io posso aprire la calcolatrice, vedete? Guardate che calcolatrice ci hanno messo, questa è la calcolatrice, cioè bene o male questo si può usare pure live, che ne so, Office, io posso caricare, che ne so, Microsoft Office Calc che sarebbe Excel, mentre questo sta ancora dando in errore e gli sta dando noia, parte LibreOffice, eccolo qua, io posso tranquillamente andare ad utilizzare, e questo è il kernel che ti permette di fare queste cose, vedete? Adesso voi non lo vedete, ma questo è Office, cioè Excel, vedete? Righe, colonne, vedete? Questo è proprio uguale, identico a Excel della Microsoft, è già preinstallato tra l'altro. E file exit LibreOffice, si distrugge tutto e si chiude, ma poi quanto è veloce, questo qui si è bloccato proprio al 12%. Infatti adesso faccio una bella cosa, resettiamo sto caspito di hard disk, io l'ho spento mentre lavorava, quindi back, vediamo un po', il sistema operativo ancora funziona, CPU, no, CU terminal no, volevo vedere se c'era, disk manager, vedete c'è il disk manager, vediamo un po' il disk manager di Windows, la password non lo so qual è, qualcuno lo sa la password di Commodore OS Vision? Commodore no, boh, ma non la so la password. Allora, Commodore OS, allora andiamo, next, customize, next, allora andiamo ad aumentare questo, va, ci metto uno 0 qui in mezzo, niente, sta ancora formattando, vedi? Vedi, ancora come se stesse formattando, io perché non so dove sta questa installazione. System Tools, disk format, System Info, vediamo un po' se System Info mi dà qualche informazione su sto PC, sì. Ok, questo è il kernel, machine, CPU,
dual core Model Pentium E6006 64 bit, è un dual core E6006, grafica è quella Intel, l'audio è quello incorporato sulla scheda madre. La scheda di rete la vede una Atheros AR151, c'è pure il Bluetooth, vede un Bluetooth USB. Può darsi che c'è la pennetta della vecchia tastiera di mi pare, ma no, non l'ho visto. Drivers, mass storage, smart, repost, info, boot mode, dove sta la RAM? Questa è machine, la motherboard è una Asus Tech P5G41TMLX, esatto, però non mi dice sulla memoria. Sulla memoria non mi dice niente della memoria. CPU, graphics, audio, network, Bluetooth, swap, info, mod, vabbè. Allora ragazzi, noi qui dobbiamo sistemare sto caspito di hard disk. Close window. Vi facciamo un'altra volta il boot, lo dico io. Ah, no, però io voglio trovare dove sta, se io lo voglio installare, system. Allora, hardware, e non ce ne frega niente, administration, niente. Commodore OS, update display, update reset, change animate, installa lastes, no, Linux kernel, niente. No. No. Home folder, questi sono gli hard disk, network, mazza, root C32 e niente, sta per fare l'installazione è in full di sistema, non lo vedo, installa. Questi sono gli emulatori Commodore 64. Open ROMs Generic Build Release 51199, Tape Load Normal Turbo e Dolphin e Jiffy. C'è pure il Dolphin DOS questo. Non è possibile. Eh sì, c'è il Dolphin DOS. $10. Vabbè. Dolphin DOS c'ha. Quanto ci ho lavorato io col Dolphin DOS. Però non trovo dove sta per installare. Internet, grafica, accessori. Gaming Tools. Vediamo un po' emulators. C'è pure l'Atari Jaguar Emulator, l'Atari 2006, Sega Master System, Nintendo DS, Sega Genesis, mamma mia, Atari 8-bit computer, mamma mia quanti ce n'ha già installati. Allora, googlando Live 123, grazie, Live 123, ok, Live 123, Live 123, volevo andare qui e volevo andare su Disk Manager, Live 123, grazie mille a Claudio. Allora, Live 123, vai! No, non gli è piaciuto. Googlando, ma è un post vecchio per la versione 1.3, infatti, forse è live soltanto? Niente. OS Vision, no, è inutile andare per tentativi, tanto non è Live 123, ci abbiamo provato perché io volevo lanciare il disk administrator di questo, però purtroppo mi vuole la password. Disk manager, codec, proviamo un po' a cambiarlo la password. Allora, mi pare che c'era per cambiare la password, questo è il System Administrator con tutte le applicazioni aperte, però c'era per cambiare la password. Allora, emulators, programmi, c'era miseria,
coso, user manager c'era qua, l'avevo visto, c'è pure il firewall, c'è tutto administration, c'era Commodore OS, pure Clovanto Commodore ROM setup. Allora, restore boot menu, niente, reset, non è. Logout Commodore. No, ma io... che era qua? Suspend? No. Qua di sicuro no. Questi sono i 4 desktop, quindi no. Ma come fa a vedere Bluetooth? Ah, sì, io ce l'ho qua il Bluetooth. Sul lettore di multicard. Pensa un po', ma quindi io se ci metto questa vado pure su internet. Vediamo un po' se riesce a montarla al volo. Vediamo un po'. No, sbagliato. Sbagliato tasto. Firefox. Vediamo un po'. Se si è autoconfigurato tanto di cappello, Gira, ma io scusa, ma gli devo dire a quale rete si deve collegare. Io lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi, solo che queste porte USB davanti sono un po' ballerine, non funzionano. Metto dietro, ok, vediamo un po'. Dovrebbe comparire qua. Mo sono riuscito a bloccarlo. Mo l'ho bloccato proprio, anche se qua dietro sto lavorando. Ci sono riuscito. No, ancora non si è bloccato, incredibile. System. È incredibile, sto sistema operativo non si blocca, Supervision. C uguale oppure supervision? Mo vediamo, No, ho messo sta pennetta, si è impiantato tutto. Leviamo sta pennetta e la mettiamo dopo. Supervision. Ma ci sto a impegnare per bloccarlo sto sistema operativo, Al computer funzionante io sto a rompere le scatole in tutti i modi. No, che logout, cancel. Questo gira ancora, sì, questo gira. Però non si chiude questo. L'orologio funziona. E no, è lentissimo, così. Ah, ecco. È ridiventato veloce. Andiamo a vedere disk manager. Allora, proviamo supervision. Authentication application. Non è supervision, proviamo C uguale authenticate, C uguale niente, an application to perform an action and eseguire privilege. Was unsuccessful. Live 1, 2, 3 non è. C uguale non è. C grande uguale. Vediamo un po' C grande uguale. Ma se è proprio piantato sto coso. Vabbè, comunque proviamo un'altra volta C uguale, così almeno la sappiamo. Ok. C grande uguale. No.
C grande uguale no. C grande uguale non me lo mette. C piccolo uguale non è. Supervision. Supervision. Niente. Manco questa. Ammazza, oh, ma che ci hanno messo? Supervision c'è qualche lettera maiuscola? Domanda. Ci riproviamo con C. È uguale solo quello, non è che ce ne stanno 2000, quello sopra lo 0. D'altronde la tastiera dovrebbe essere quella italiana. Ah, aspetta però, perché io la tastiera italiana gliel'ho data dopo, quindi attenzione, non è vero che non ci ha indovinato, dobbiamo solo trovare dove sta l'uguale, e quindi in questo caso ci viene in aiuto Office. Office ci viene in aiuto Writer, che sarebbe il Word. Noi andiamo a cercare se ce lo carica sto Word, perché qua non me la fa neanche vedere, quindi non so se ho messo un uguale o un altro carattere. Attenzione, perché mi sa che la tastiera è inglese, e la tastiera inglese ha i caratteri sui numeri posizionati diversamente. Ma non c'era un notepad, un terminale? Questo è terminale, sì, ma così no, show desktop, system. Di solito ci mettevano sul desktop il terminale, io facevo tutto col terminale. No, ma così mi annoio io, non riesco a lavorare. Mo sbraco proprio, spengo proprio così, guarda. Basta. Quando mi stufo, mi stufo. Spento. Troppo tempo. Oh. Ok. F8 come prima. Loading gas sta Spreadsheet. Perché è giusto, c'ha la tastiera diversa. Ah, tra l'altro se ci mettevo la pennetta, adesso questo mi caricava pure la rete. Fammi vedere. A posto. Comunque quanto è bello Linux come sistema operativo, solo che tutti quanti utilizzano Windows, e quindi uno poi eventualmente prova con Vision. Ok, vedete quanto è veloce a partire pure dall'USB. Questo si potrebbe quasi installare su un'altra pennetta USB. Commodore OS Vision. Allora noi andiamo subito su Disk Administrator, System Tools, Disk Manager, intanto gli diciamo ok. Ah no, tanto avevamo I agree continue. Avevamo sempre il problema, quindi noi ci andiamo a lanciare Office Writer. Eccolo qua che mo compare. Qua gli facciamo un bel esca, tanto la pennetta sta bene, press S to skip. Oh, eccolo qua. Allora, andiamo a scrivere qua. Questo lo mettiamo un attimo da parte. Allora, qui c'è l'uguale? No, e infatti c'è la parentesi. Uguale dove cacchio stava? C uguale. No, uguale stava qui da qualche parte. Parentesi graffe. Allora, qui è più, qui è niente. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, niente. Ma non lo fanno uguale questi.
maggiore, minore, punto interrogativo. Non mi ricordo nella tastiera inglese sulla I accentata. Eccolo, grande, I accentata, quindi C, I accentata. Sì, funziona. È Commodore uguale. Allora, grazie mille. Allora ci dobbiamo ricredere. Grazie mille. Chi l'ha scritto? Chi è che me l'ha data? Ma non mi ricordo. Qual è il problema? Che c'ho l'hard disk rotto. Ecco qual è il problema. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, questo noi lo dobbiamo formattare completamente. Allora, edit. Oh, questo già è. No, questo già non mi piace. Cancello. Disk manager. Oh. No, ma io volevo disk administrator, non disk manager. Chiudiamo questo, quindi è sulla I accentata, non salviamo niente. Chiudi, don't save, no more, yes. Allora, andiamo avanti, system tools, codex file manager, format USB, e no, quello doveva essere, vabbè, ma mi deve permettere di eliminare le partizioni. Grazie Giuseppe. Allora, questo è il disk administrator. Allora, un mount. Ok. E questo è mounting, edit. Ma no, ma non è questo partition manager. No, questo non mi permette di fare niente. Io voglio un partition manager qua, system, preferences, hardware, Bluetooth, add drivers, sound, keyboard, display, niente. Advanced network, vediamo innanzitutto se mi vede, sì. Ah, il wifi me lo vede, grande. Questo è wired, no, no. Questo è wired, no, no, quella col cavo, niente. Vabbè, andiamo avanti, vediamo se gliela faccio da qua. Ah, vedi? Allora, qui avevamo detto che vogliamo editarla noi questa. Sta tabella non ce la fa editare. Vaffanbagno, puliamo tutto e ricreiamo. Allora, la prima la facciamo da 400 giga, va benissimo così. Poi ne facciamo una, no, 100 giga root. Poi ne facciamo una, allora, 10 giga da 100 giga home. Basta. Vogliamo farne pure una di swap? Famone una di swap, va. 100 giga swap. Ok, ci piace così. Avanti, yes. SDA home riallocate dei settori, ma ne vabbè. Vediamo un po' se così funziona. Gli ho lasciato 500 giga liberi. No, non lo vede il wifi.
12, 13, prima si era fermato al 12%, adesso sta andando tranquillo. Ho fatto due partizioni da 100 giga, lasciandogliene 500 liberi all'inizio, e infatti vedete come corre, già sta al 17. Copying file system 17. Vediamo adesso se si avvia, scusate che ci sta a mettere un secolo, ma l'hard disk è rotto e io volevo utilizzare questo, volevo vedere se riuscivo ad utilizzarlo per questo scopo. Ok. Sta andando bene, 18%. Sì, adesso sta andando bene. Allora, il wifi per farglielo vedere dovrebbe essere abbastanza semplice, perché additional drivers dovrebbe vedere automaticamente sta pennetta USB. Allora, ma questo è software, questo è software. Io voglio metterci preferences, hardware, display, mouse, sound, niente. Allora, manage and change your network connection settings. No, se quell'altro era qua, sta al 20%, comunque io nel frattempo voglio configurare qui. Allora aggiungiamo wifi, hardware, wifi, create, ok, modem client, channel default, sì, mo come faccio a farglielo trovare però? No, che insert emoji, che nel CSID. Aspetta, MTU. Wi-Fi connection. No, devo vedere come cacchio si chiama la rete qua, non mi ricordo. Telefonino, perché la password me la ricordo, il nome della rete no. Allora, aspettate, la M è maiuscola qui. Maryland 5G, Wi-Fi Security, VPA PSK. Allora, l'app VPA e VPA2 personal, password. Ok, la password l'abbiamo messa, save. Ok, wifi connection 1 si sta connettendo, vediamo se si connette. Allora, sì, si è connessa la wifi, praticamente devi andare su network connection, ok? Dove stava network connection? Qua. Internet e vai su advanced network configuration, ok? Quindi preferences, internet e network, advanced network configuration, vai dove ti dice se ti vedrà soltanto la ethernet e ci aggiungi la wifi dal più che sta qui sotto, ok? Aggiunta la wifi a me in alto qua, ovviamente ci devi mettere a memoria
tutti i dati, però qui secondo me adesso me la vedrà, e infatti eccole qua le altre reti, adesso mi fa vedere tutto una volta che ha messo questo, e quindi adesso se io apro questo intanto sta copiando e sta andando, non è che sta bloccato, sta copiando il nuovo sistema operativo. Allora, eccoci qua. www.commodoreos.net apre questo. Ok, questo è il sito di Commodore OS. Andiamo a vedere YouTube, youtube.it, youtube.com, eccoci qua. Allora, rifiuta tutto. Che vuole questo? Update settings. You can turn watch history, non me ne frega niente. Allora, home di YouTube. Your YouTube history is off. Non me lo accende. Allora, you chi che non ci ho messo chi so. You chi. Enjoy your favorite videos. Vabbè. Trending, vediamo il trending che. Sing in. Se vogliono che io mi loggo, non mi loggo. Eccoci qua, questo è trending. Prova a non ridere con Emma. Questi sono quelli in trending, vediamo un po'. YouTube, io non sono mai capitato in trending. Vabbè, search, vediamo Luke 74 Channel, quindi l'ha trovato subito, Luke 74 subito, Vedete, questo è il video di cui vi parlavo prima, di Luke 74. Vedete? Oh, non c'ho l'audio adesso momentaneamente, però vedo che si muove abbastanza bene perché questo sta installando pubblicità a tutta calare e noi li conifichiamo la pubblicità. Sta al 25%, però non si è bloccato perché la luce non è fissa. Quindi vado a pensare che lui sta copiando un grande quantitativo di dati e poi passerà direttamente più avanti velocemente. Eccolo qui, avete visto come si chiude e come si riapre? Allora, 4, 3, 2, 1, 0. Skip. Diciamo che non è malissimo, Luke 74 Channel, vedete? Ecco il nostro Luca Cusani. Non si è bloccato il PC, Vediamo se vede la nostra live invece, va. Allora, Reni J, voglio vedere se mi trova come Reni J. Renato De Vita, sì, mi trova. Non risulta in live? Sì, eccomi qua. Meno male che non c'è l'audio. Comunque sto in live. Ecco la mia live. Ah, vedete tutte le scritte. Qui c'ho la chat. Ora ce la lascio qui. Iconifichiamo. Per iconificare basta fare così. Te la sposti, te la metti dove ti pare. Sta finestra. Staccala. E rimpiccioliscila. Oh, così posso vedere i commenti da qui. 26% sta. Mazza, ma ci vuole un secolo, oh. Pensavo meno. Eccoli qua tutti i vostri commenti, eccoli qua. Ok, non mi voglio registrare, no, non mi voglio registrare. Sta al 26%, però non si è bloccato. Ma quanta roba sta a copiare? Io pensavo che era facile. Niente, sta copiando un sacco di materiale, un sacco di roba. Oh, risulto pure io lì, no, non mi vede a me come spettatore. Se voglio mettere il like non lo posso. Oh, sta al 27%. Oh. Non lo lascio sta. Allora ragazzi, ditemi voi, io vi posso pure parlare di qualcosa mentre lui installa.
io tanto non è che non ho argomenti, vogliamo parlare dei vari hard disk e dei sistemi di memorizzazione, dei RAID, diciamo che tanto lì io lo vedo, sta al 27%, quindi già ha fatto un altro 2%, io poi lo vedo dalla lucetta che voi non riuscite a vedere qua, ma c'è una lucetta che lampeggia dell'hard disk e vedo che lampeggia correttamente, non è bloccata. Infatti sta al 28%. Dai, damogli un po' di tempo, abbiate pazienza, è un'ora e 25 che siamo in live, non è compatibile con le mie nuove live che dovranno durare soltanto un'ora, Però a me diverte fare queste cose in live, poi rimangono qua, vedete i problemi che uno ci può avere con gli hard disk che sono parzialmente danneggiati. Io che cosa ho fatto? Ho lasciato all'inizio dell'hard disk un bel po' di spazio libero, senza formattarlo, senza partizionarlo, e ho cominciato a creare le partizioni da 500 giga in poi, tanto è un tera, ne ho fatta una da 100, un'altra da 100 e con lo swap pure da 100, mi pare, e ne ho utilizzati 300 dei 500 giga che mancavano, quindi alla fine c'è ancora altro spazio vuoto. Sta al 29%, vedete, non si blocca, perché questo disco c'ha l'inizio del disco con dei settori danneggiati. Allora, vi volevo parlare appunto, quando io passai dal Commodore 64 all'Amiga 500, io comprai un'Amiga 500 normale e poi di lì a pochissimo comprai anche il GVP A530 Turbo. GVP A530 Turbo aveva un bellissimo disco SCSI all'interno, un controller SCSI molto bello, quando i PC avevano ancora gli hard disk microchannel. Microchannel significa che l'hard disk usciva dalla fabbrica con una piattina, come se fosse il dietro di una cartuccia del Commodore 64 per capirci, e ci si andava a mettere la femmina della piattina del cavo dati direttamente su questa a pettine, su questo connettore degli hard disk che erano microchannel, mentre l'Amiga 500, in questo caso con il GVP A530 Turbo, aveva già il controller SCSI 50 pin. Quindi quello mi uscì, mi pare, con un hard disk SCSI da 40 megabyte. 40 megabyte. Vi do un po' di storia, Intanto lì sta al 35%. Allora, io lo utilizzai tanto questo hard disk. All'epoca non c'era né ADF, né HDF, né IPF, non c'erano tutti questi formati di compressione dei dischetti. E allora che formato c'era? Si poteva passare da questi dischetti, che erano sia quelli DOS, quindi formattati Amiga DOS, che potevano essere visti il contenuto anche dall'interno del Workbench, che era il sistema operativo a finestre, che è il sistema operativo a finestre dell'Amiga, ma poteva leggere anche il DMS, Disk Master System, i dischetti no DOS. Che cosa sono i dischetti NDOS? I dischetti NDOS sono quei dischetti per Amiga che non erano standard compatibili DOS. Perché venivano utilizzati i dischetti no DOS? Per memorizzare ancora più dati all'interno di un singolo floppy, andando ad accedere direttamente ad ogni singolo settore del dischetto. Quindi praticamente si evitava lo spazio utilizzato da quella che era la File Allocation Table, chiamiamola così. Molti la chiamano la BAM, molti la chiamano la FAT, File Allocation Table, non è altro che la directory del dischetto, che occupava spazio, perché la directory non è altro che una lista di nomi accompagnati dentro poi al dischetto da dove sono posizionati, perché ricordiamo che questi dischetti anche sono delle random access memory, cioè i file venivano scritti randomicamente all'interno del floppy, non sequenzialmente, ok? Così come avveniva anche negli hard disk, ed ecco perché era necessario spesso e volentieri fare il defrag. Anche Amiga aveva i suoi programmi di defrag, perché al di là di sistemi operativi che si sono inventati poi nel futuro, che potevano fare un defrag, chiamiamolo così, in tempo reale. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui veniva scritto un file sempre sequenzialmente, poi quando uno veniva cancellato
il nuovo file veniva scritto parzialmente dove si era liberato lo spazio, se era più grande poi nel primo spazio disponibile, però poi quando si liberava un nuovo spazio c'era questo sistema che andava a cercare i file non sequenziali in tempo reale e li rendeva sequenziali andando a spostare magari quell'uno o due file che stavano in mezzo e quindi andava a scrivere, praticamente faceva il defrag in tempo reale quando uno doveva andare a scrivere un nuovo file nel file system. Ok, ma queste sono tutte cose molto complicate che vi sto spiegando. Allora, siamo arrivati al 55%. Mi dicono dalla regia, grazie Mario Bianchi, c'ho Mario Bianchi alla regia, che purtroppo io tra 10 minuti devo chiudere la live. Vediamo, sta al 66%, forse ce la facciamo a vederlo installato, forse ce la facciamo a vederlo installato, che mi premeva vedere proprio l'installazione del sistema operativo. Siamo al 69%, forse in 10 minuti ce la facciamo. Vi stavo parlando degli hard disk, del defrag, dei dischetti. Allora, i dischetti quindi abbiamo visto all'inizio erano scasi. Successivamente poi, soprattutto l'Amiga 600, l'Amiga 1200, uscirono con il controller IDE già integrato dentro. IDE sono quelli con la piattina che vi ho fatto vedere prima. Ok, siamo al 71%. I dischi IDE erano caratterizzati da una diciamo caratteristica che su un singolo controller con una piattina potevano essere messi massimo 2 unità. Unità IDE si intende anche i vecchi lettori CD, i masterizzatori CD, i lettori DVD, i masterizzatori DVD e potevano essere impostati come master e slave. Ok, quindi uno era il principale, il master, e uno era il secondario che era lo slave. Molto spesso le schede madri avevano due controller IDE, quindi si potevano mettere fino a 4 unità e infatti molti PC uscivano con un lettore CD e un masterizzatore che ti permettevano di fare la copia diretta da CD a CD praticamente, andando a leggere e scrivere contemporaneamente senza passare per l'hard disk, e poter mettere anche due hard disk su un canale, quindi praticamente fino a 4 periferiche, non erano poche. Lo SCSI permetteva di mettere fino a 7 periferiche sulla stessa piattina. 7 periferiche sono tantissime se uno ci va a pensare, però poi nacquero i RAID. Allora, per quanto riguarda lo SCSI, volevo farvi vedere questi hard disk, che gli SCSI poi erano caratteristici perché pesavano 1 tonnellata. Questi sono SCSI ultra wide, ve lo metto un po' più qua. Guardate, questi sono tutti connettori ultra wide SCSI 68 pin e questo è un castelletto di hard disk SCSI, vedete? Questi sono hard disk molto buoni, alcuni sono a 10.000 giri, intanto lì sta al 77% e alcuni sono a 7.200 giri. Ok, lo poggiamo qua sto castelletto di dischi. Il RAID, che cos'era il RAID? Siccome i dischi erano abbastanza piccoli all'epoca, stiamo al 78%, i dischi erano abbastanza piccoli, si inventarono un sistema per rendere più dischi come se fossero uno solo. Il primo nato fu il RAID 0, che permetteva di unire 2 o più dischi come se fosse uno solo. Quindi faceva un unico grande disco, un'unica grande partizione, tutti i dischi venivano visti come se fosse uno, se ne rompeva uno perdevi tutti i dati, fine del problema. Quindi aveva un margine d'errore enorme, più aumentava il numero di dischi e più aumentava il margine d'errore che uno se ne rompesse e tu perdevi tutti quanti i dati che c'erano sopra. Quindi che cosa si pensò di fare? Dice facciamo un RAID 1, chiamato anche mirroring. Che cosa significa? Dice noi mettiamo i dischi a coppie, che ne so, 2 dischi, e quelli si fanno la copia uno sull'altro. È vero che abbiamo lo spazio di un solo disco, quindi diciamo abbiamo la perdita di un 50% dello spazio, però abbiamo la sicurezza che se ne rompe uno qualsiasi dei due non perdiamo neanche un file. Ok, quindi questo vale per 2, per 4, per 6, diciamo per un numero pari di dischi si poteva creare questo RAID 1, ok, perdendo esattamente il 50% dello spazio totale.
perché il 50% dello spazio veniva utilizzato per mantenere l'integrità appunto di questo sistema RAID e l'altro 50% era disponibile come spazio di archiviazione. 89%, vai che ce la facciamo! Poi andando più avanti però questo 50% di spazio perso dava fastidio e si inventarono poi tanti altri tipi di RAID, però il più famoso fu il RAID 5. Il RAID 5 che cosa permetteva di fare? Di perdere lo spazio di un solo disco, quindi se uno ce ne aveva 5 più 1, lo spazio dovevano essere originariamente tutti uguali i dischi di capacità, di capienza, ok? Si perdeva lo spazio di un solo disco, la parità veniva distribuita su tutti quanti i dischi, mettiamo che avevamo 6 dischi, tutti quanti contenevano le informazioni di tutti gli altri dischi, ogni disco conteneva praticamente al suo interno le informazioni di tutti gli altri. Così facendo, perdendo la capienza di un solo disco, si poteva mantenere la parità e se ne potevano rompere fino a 2 senza perdere i dati nel caso che ci sia anche l'hot swap. Hot swap era un disco che rimaneva sempre spento fino a quando non se ne rompeva uno. In quel preciso istante partiva l'hot swap e veniva ricreato il RAID. Ricreato il RAID si aveva un RAID diciamo degradato, quindi mancante del disco di hot swap con un disco rotto. Se ne rompeva un altro, quindi 2 dischi rotti, qualsiasi, 2 dischi rotti, il RAID andava in modalità degradato perché non c'era più diciamo il disco di parità, ma non si perdeva neanche un dato, neanche un file. Poi doveva essere sfortunato, se ne rompeva ancora un altro, a quel punto perdevi tutto. Però diciamo che il RAID 5 è ancora largamente utilizzato, quindi il RAID 5 con l'hot spare, che sarebbe il disco di riserva, quindi con più anche hot spare, addirittura vengono utilizzati dischi 5 più 1, cioè RAID 5 più mirroring. Tu fai il RAID 5 di una batteria di dischi, un altro RAID 5 batteria di dischi, li metti insieme e c'è la sicurezza totale che non perderai mai neanche un file. Siamo arrivati al 94%. Paused required operation input. Next. Paused for required operator input. Che devo fare io qua? Chiudiamo questo. Ok. Che devo fare io qua? Next. Next. Che è Australian? Italian. Italia, italiano. Time zone Italia, Europa. Time zone Parigi, Roma. Roma, Praga, Roma, va bene, ok, system local time, avanti, getting, basic information, ok, ora si dovrebbe riavviare e poi ci salutiamo, vediamo se parte e poi ci salutiamo. 95, sta salendo Grab Linux, quasi tutte le distro Linux hanno Grab. E andiamo avanti. You can also use your Commodore OS Live DVD or Live USB to recover data from Microsoft OS. Vabbè, 96%, ho quasi finito di installare Grab. 96, qui lampeggia correttamente, quindi non ha avuto problemi, neanche uno. Andiamo avanti. 97%, tra 5 minuti io me ne devo andare. Speriamo che ce la facciamo. 97, 97, vai, 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 vai. Stiamo sempre ad aspettarli sti computer, Però era una curiosità mia, vediamo un po', vediamo un po'. Qui lavora proprio bene bene il disco, lampeggia correttamente. Init RAM File System, vabbè, Init RAM File System sta facendo, Init RAM File System, sta al 97, però dice updating Init RAM FS, Init RAM File System, ok,
Non vorrei che si sta scaricando pure qualcosa dalla rete, potrebbe anche essere, eh. Ok. Sta facendo un aggiornamento qua. The Juice in your sound mixer. Che me ne frega a me del mixer? Vabbè. No, rumori strani non ne fa. Stiamo andando avanti. Init RAM file system. Che cavolo sta facendo? Non lo sa soltanto lui. Init RAM file system. A me tra un minuto devo andare via, ragazzi, purtroppo. Sì, tra un minuto devo andare via. Sta al 97%, updating init RAM file system. Ma sta lavorando bene, cioè il ledino lampeggia correttamente, non è bloccato. Quindi non so che cosa sta facendo di così pesante. Sicuramente o sta scaricando qualcosa dalla rete. No, ma sta scrivendo veramente tanti dati sull'hard disk. Oh, 99% cleaning up. Vai, sta facendo la pulizia. 99%, vai, vai, vai. Ok. Automatically reboot. Ok, finish. Ok, vediamo se parte da hard disk. Restarting system. Allora, vediamo un po', va. Vediamo. Dovrebbe partire da hard disk. Asus Expressgate. P5G41 TMLX. Motherboard. Vediamo se parte. Ok, Commodore OS Vision. Guarda che spettacolo. 2.0. Loading Linux 6505 MD64. Vediamo quanto ci mette a partire e poi ci salutiamo. È bello il boot stile Commodore 64, quello è bellissimo. Loading Initial RAM Disk. Sicuramente mettendolo su un SSD sicuramente ci mette di meno. Ora sarà mia cura acquistare qualcuno, tanto costano talmente poco sti SSD da 200 giga, da 240 giga. Eccolo qua, Commodore OS Vision. Adesso sta caricando dall'hard disk, non sta caricando dalla pennetta. Commodore OS Vision 2.0, qui non so se la vedete, sì, si vede. C'è una righetta che sta caricando. Regia, sono quasi pronto, 2 minuti. Sto dicendo alla regia che sono quasi pronto. Possono mandare la sigla tra 2 minuti, appena caricato qui. Oh, vedete? Commodore OS Vision. Ecco, già caricato la scheda video perché qui le scritte sono piccolissime e sono in altissima definizione. Quindi ha caricato 2 minuti, 2 minuti e esco, Ok. Commodore OS Vision, quindi sta finendo di caricare il kernel e il desktop. Ok.
poi faremo senz'altro un'altra prova appena comprerò uno di questi. Ok, sistema operativo caricato, le applicazioni ci sono tutte, sistema c'è, your current password set to common. Ah, me lo dice, vedete, la password ve la dice appena avviate il sistema operativo, la password è C uguale. Ok, va benissimo. Allora, per vedere le funzionalità di questo sistema operativo vi do appuntamento alla prossima live. Vedremo poi tutte le funzionalità. Ci sono tutti questi emulatori che abbiamo visto prima, quindi io lo lascio installato questo sistema operativo, ok? Così poi lo possiamo vedere bene insieme. Allora, bello, bello, veramente bello. Allora, mettiamo la sigla finale. Ah, vedete pure l'orologio con i numeri romani. Bello, bello. Allora, chiudiamo questa live che è durata 1 ora e 45. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live. E niente, sempre io qui devo andare a cercare. Allora, vediamo qua. Questa è... Eccoci qua. Andiamo a caricare... No, infatti questa non è. ReniJ, ReniTunes. Vediamo un po'. Ok. Fa niente, mettiamo la parte finale di ReniTunes. Va benissimo lo stesso. Ok, grazie mille a tutti. Andate a visitare i miei siti, il principale dei quali è www.classe74.it. Vi ringrazio, vi lascio con la sigla finale. Ciao a tutti!